Cioè, per esempio, che è M3, questi C, ok, andiamo a esplicitarli in notazione appunto a G2, C3, C1, C2, C3, C5. Il significato della funzione C è quali sono i termini che coprono, scusate, quali sono gli implicanti primi che coprono, giusto anche qua. Quindi a sinistra qua mettiamo queste robe qua. Dovete proprio andare, non potete aspettare la fine della spiegazione? Tanti hanno preso il treno ma dopo hanno preso l'esame, sappiamo. Oh. Ti voglio bene, Denver, cucciolotto verde senza età.